Mister Alfonso Greco, oggi la settima meraviglia della sua Torres, l'ottava se consideriamo anche il match di Coppa Italia, forse oggi una vittoria della maturità. All'inizio avete un pochettino sofferto il loro pressing, poi siete riusciti a prendere le giuste misure, a trovare la rete del vantaggio e a confermarla con Rocco. È una la partita complicata che mi aspettavo, insomma, perché l'avevo detto in settimana e quando uno poi vede le partite si rende conto chi va a affrontare. All'inizio abbiamo fatto fatica perché non sbagliavamo tatticamente qualcosina e concedevamo ripartenza ai terzini loro, non eravamo così bravi, aggressivi a fare la scalata sul terzino. Poi dopo ci siamo aggiustati piano piano e i ragazzi hanno fatto anche oggi una grande partita, ma era quella che serviva per riuscire a portare a casa la vittoria contro questa squadra. Ecco, nel pregare ha parlato sia di grande partita, ma abbiamo parlato anche del discorso dei gol degli attaccanti. Ci vorrei mettere la firma per avere sempre Fischnaller nelle mie squadre. Oggi la firma ce l'ha messa lui, Fischnaller, con il gol e finalmente si è sbloccato. Ha fatto un gran gol da attaccante vero, ma oltre quello è tutto il lavoro che fa lui, che fanno davanti, perché per giocare in un certo modo ci vuole il sacrificio di tutti. Quindi, ripeto, non è importante chi fa gol, ma è l'atteggiamento della squadra. Poi chiaramente l'attaccante è gratificato quando fa gol, ma è sempre una conseguenza della prestazione. Ecco, ha parlato di atteggiamento, ci sono due fotografie dell'atteggiamento di oggi della sua Torres, il recupero di Zecca sul finale di gara e poi anche quella scivolata di Mastino a recuperare il pallone che poi ha aperto un'occasione da gol. Ecco, quanto conta questo spirito anche per affrontare questa situazione di classifica che fa un po'. Ma è quello che sta facendo la differenza, secondo me, perché poi, ripeto, i moduli lasciano tutto il tempo che trovano. Sono sempre l'atteggiamento, la volontà, la voglia, il sacrificio e poi chiaramente c'è la qualità, perché poi non dimentichiamoci che questa è la squadra che ha qualità. Ecco, invece l'ultima domanda gliela voglio fare sul clima che c'era oggi allo stadio, come ha detto giustamente la collega, oggi c'era un clima, la gente sembrava non volersene andare dal Van Nissan, tanto calore e tanto affetto del pubblico. Sì, è bello no, vedere uno stadio così con questo entusiasmo, quindi cercheremo sempre di portare più gente al campo e di trascinare questi tifosi, insomma, che adesso c'è questo entusiasmo e ripeto, dobbiamo essere sempre bravi a gestirlo, ma cavalcare questo entusiasmo perché ci può dare una spinta in più. Ecco, l'ultimissima, poi ho finito, prometto. Mister, abbiamo parlato di un mese di ottobre importante per voi, che sarà un test per capire di che cosa siete fatti. Ora che siamo quasi alla metà, che prime indicazioni ha avuto su. No, ancora è presto, adesso abbiamo un bel filotto di partite belle, interessanti e poi vediamo a che punto siamo. Ecco, Manuel Fischnaller, finalmente è arrivato questo gol, finalmente perché giravano leggende metropolitane, nel senso che tu dopo ogni partita corressi dappertutto per il tuo impegno, per la tua foga, però questo gol non arrivava mai. Ecco, ti voglio chiedere come hai vissuto magari questo periodo e come vivi ora questo senso di libertà, diciamo. No, l'ho vissuto molto, molto tranquillo. Tanto è facile vivere questo momento tranquillo se si vince, quindi metto ovviamente in prima parte la vittoria del gruppo. Poi ovviamente sono un attaccante, cerco ovviamente anch'io il gol, è una cosa normalissima, però l'ho vissuta tranquillo, sapevo che lavorando tanto, correndo per la squadra, prima o poi toccava anche a me. Oggi finalmente arrivato e sono ovviamente doppiamente contento. Ecco, mister Greco ha speso sempre parole al miele per te, le ultime. Ieri durante la vigiletto metterei la firma per avere Fischnaller in ogni mia squadra. Ecco, quanto è servito anche il mister in questo processo, in questo momento di prime partite. No, mi fa molto piacere, sento da inizio anno la stima e la fiducia del mister, di tutti quanti. Oggi tutti sono venuti a abbracciarmi, è un bel segnale nei miei confronti e ovviamente sono molto contento. Ecco, abbiamo fatto due interviste io e te. Ti ho fatto sempre la stessa domanda, oggi però ti prometto che non te la faccio. Ok. Ecco, però ti aspettavi appunto questo inizio così importante della Torres. No, secondo me nessuno se la poteva aspettare.
e 7 vittorie su 7 non è per niente scontato, stiamo vivendo un periodo fantastico. Ovviamente vogliamo continuare su questa linea, mi ha fatto vedere che possiamo battere chiunque, anche oggi contro la Lucchese, che è una signor squadra, secondo me è veramente una squadra molto molto forte. Siamo capaci di soffrire da grande squadra e poi quando l'altra squadra ce lo permette possiamo anche fargli male, quindi secondo me oggi è stata una grande partita di sofferenza e poi anche la qualità è venuta fuori. Ecco, voglio chiudere facendo un passaggio appunto sul pubblico del Vannissanna. Oggi c'era tanto calore attorno alla squadra e c'è anche quanto vi dà carica questa cosa, e ti aspettavi un pubblico così caldo quando sei arrivato a Sassari? Io ho giocato qua l'anno scorso l'ultima partita, quindi il Vannissanna l'ho già visto bello gremito, bello caldo, quindi è bello vedere così tanta gente sugli spalti, ci stanno dando una grossa mano. Quello che vedo io è che c'è tanto entusiasmo in città, non solo allo stadio, c'è tanto interesse nei confronti della Torres, e quello ci fa ovviamente molto piacere. Volevo chiederti, ci puoi raccontare questo gol di rapina quasi era Paolo Rossi? Sì, ho visto Matte Liviero arrivare sul fondo a sinistra, ho fatto qualche movimento, poi me l'ha messa bene, bella forte dietro, io senza guardare l'ho colpita di mancino e è andata sotto la traversa, quindi stavolta ho chiuso gli occhi e è entrata dentro, mi sa che devo farlo più spesso. Grazie. Matteo Oliviero, una partita importante che alla fine ha fatto venire fuori la maturità di questa squadra, siete riusciti ad affrontare le loro difficoltà. Dalla vostra parte, dalla tua parte, stavano iniziando a prendere i giri, però poi siete riusciti a contenerli bene, alla fine trovare una vittoria importante. Ecco, a te che sei uno dei più esperti, tra i più esperti di questa squadra, ti chiedo quanto è importante per il vostro cammino questa vittoria. Sì, buonasera a tutti intanto. Siamo molto contenti, appunto, come hai detto, di aver mantenuto la porta inviolata, aver continuato anche soffrendo in alcuni momenti, però comunque aver difeso insomma, in un buon modo. Abbiamo tentato appunto di soffrire il meno possibile, a volte siamo riusciti a tenere palla e quindi a respirare, a ripartire come nell'occasione del secondo gol, altre volte fortunatamente siamo riusciti a soffrire lì, magari stando un po' più bassi, però sempre con il coltello tra i denti, cercando di non prendere gol con la cattiveria giusta, e ogni tanto penso che serva anche questo, non sempre andare all'arrembaggio, ma anche sapersi abbassare, è un segno di umiltà, saper soffrire e aspettare magari di ripartire per poi fare male appena si presenta l'occasione. Ecco, il tuo inizio in questa stagione è stato molto importante, ad alti livelli, hai già messo a segno 2 gol, di cui l'ultimo appunto contro la Juventus. Ecco, così ti faccio una domanda molto sincera, ti aspettavi un inizio così importante da parte tua? Beh, sicuramente dai primi giorni di ritiro ci siamo tutti resi conto che la rosa è di ottimo livello, che abbiamo tentato di alzare il livello degli allenamenti in tutti i reparti, è arrivata gente con grande esperienza, grande qualità, giovani, forti. Siamo tutti contenti che l'asticella appunto si stia alzando e stiamo cercando di alzarla in settimana, e quando in settimana riusciamo appunto a elevare questo livello, poi le prestazioni ne risentono. Secondo me questa è stata la chiave di questo inizio di stagione, di queste prestazioni, perché durante la settimana stiamo dando continuità, intensità e qualità a quello che ci propone il mister, e la domenica ci sta girando bene, però sicuramente ce lo stiamo anche andando a cercare e per il momento ce lo godiamo. Ecco, adesso ti faccio fare il pignolo. Ecco, qual è magari il passo in più da fare? Sicuramente penso che la maturità, come hai detto te, di questa squadra si vedrà nel lungo termine. Non sono 7 partite che fanno un campionato, ci saranno tanti cicli, è troppo presto per fare previsioni. Veramente troppo presto, la maturità si vedrà a marzo, ad aprile, perché ora veramente abbiamo fatto 7 partite, non sono nulla se rapportate al numero di partite di un campionato.
Primo tempo contro una squadra molto forte, tatticamente è una partita molto equilibrata, non era facile, i ragazzi sono stati molto bravi a tenere testa a un avversario di categoria importante. Squadra che gli ultimi 2 anni è arrivata a seconda, oggi si è visto tutto il potenziale sia fisico che qualitativo degli avversari e avevo chiesto una partita da squadra, sono state fatte scelte anche tecniche per fare una partita da squadra importante sulla falsariga delle ultime. Siamo stati molto bravi nella gestione dei momenti. Non era assolutamente facile, il primo tempo più che in ciabatte con randello secondo me, perché ribattere colpo su colpo a quelle che erano le loro uscite importanti, i loro esterni che attaccavano forte, non siamo mai andati in difficoltà, in sofferenza. Secondo tempo diciamo che ci ha svegliato un pochino il loro gol, la bravura dei ragazzi è stata quella di rispondere subito col pareggio e poi di fare la partita secondo me solo noi per 30 minuti. Non era semplice perché il primo tempo saremmo potuti andare in vantaggio, c'è stato negato un rigore clamoroso, rigore espulsione che ci stava tutta la vita, e gli episodi anche sul gol che abbiamo subito, il nostro difensore ha subito un fallo palese, non è stato fischiato. La forza probabilmente di questo gruppo è stata non attaccarsi a questi episodi e pensare solo ed esclusivamente a cercare di rimettere in piedi la partita e poi la bravura nel vincerlo. No, nel calcio si può migliorare sempre, su qualsiasi dettaglio, su qualsiasi situazione di gioco. È ovvio che se tu fai la scelta di giocare 4-3-3 con a centrocampo 3 trequartisti e 3 attaccanti, metti in conto che la partita la vinci se fai un gol più degli altri. Oggi da quel punto di vista è andata bene, altre volte eravamo su di 2 e abbiamo pareggiato, eravamo su di 1 e abbiamo pareggiato, eravamo su di 1 a Sassari e abbiamo perso malamente. Però ragazzi è una scelta. È una scelta dove un allenatore si prende delle responsabilità, mette tutto su un peso e decide da che parte vuole andare. Io con una squadra come l'abbiamo costruita, con 95% di ragazzi sardi, voglio che tutti si mettano in grandissima evidenza per quelle che sono le loro qualità. Se poi abbiamo scelto di fare una squadra con 70% di giocatori prettamente offensivi, è stata una scelta nostra e su quello lavoriamo tutte le settimane. È ovvio che si può fare più contenimento, basta spostare, anziché giocare con 3 over a centrocampo, giocare con 4 over in difesa, prendiamo un gol ogni 3 partite. Però probabilmente la nostra scelta è quella di andare a farne più possibile. I numeri da quel punto di vista ci stanno dando ragione, l'equilibrio no. Però la realtà ci dice che a 5 giornate rispetto a quello che avevamo fatto l'anno scorso con una filosofia diversa abbiamo fatto 4 punti in più con 3 partite in meno e quindi non vedo il motivo per cui dovremmo cambiare. Il giorno che faremo 4 sconfitte di fila perché non abbiamo equilibrio difensivo sarò il primo a prendere in mano la situazione e a cambiare certe cose. Lavoreremo tanto sui dettagli, però ti dico, io oggi facevo la 700ª partita in panchina, quindi già mi hanno fatto un regalo grande. Hanno battuto una squadra che tradizionalmente non battiamo mai, perché io l'8° anno che faccio Serie D in panchina, col Trastevere ho vinto una volta all'esordio quando allenavo alla Lanusei, poi l'ho sempre presa, di santa ragione. Oggi abbiamo giocato una partita che a prescindere dal risultato tu la guardi e dici qual è la squadra più forte in campo, hai difficoltà a dirlo, quindi abbiamo già raggiunto un obiettivo. Poi la cosa negativa è che dovrò pagare una cena a tutti. Ostia Mare, sostanzialmente dovete fare questo ragionamento. Tertenia fa 3.000-4.000 abitanti, Ostia fa 110.000. L'Ostia ha un budget forse 4 volte il nostro. È una squadra che gli ultimi 3 anni ha costruito squadra per stravincere il campionato. Vincere il campionato di Serie D è una cosa difficilissima. Quest'anno ha ricostruito una squadra con un budget importantissimo, con un grande allenatore, con dei grandi giocatori per vincere il campionato. La situazione a oggi dice che forse siamo a pari punti. Andremo là con la stessa mentalità, fare una partita da squadra.
poi dal campo portiamo via quello che ci siamo meritati, però sicuro che oggi sono usciti tutti dal campo stremati, dal primo all'ultimo, dal più tecnico al più quadrato, se vuoi metterla così. Vuol dire che un passo in avanti sulla mentalità l'abbiamo fatto e soprattutto vuol dire che non ci stiamo cullando su mezza partita fatta bene, ma abbiamo grandissimi margini di miglioramento. Buonasera a tutti, intanto ti ringrazio per aver detto che la ciliegina è sulla torta, ma non è esattamente così, perché comunque il contributo di tutta la squadra è stato importante per arrivare alla vittoria, perché c'era un equilibrio forse perfetto fino alla fine del primo tempo e siamo stati bravi noi a spezzarlo a nostro favore per portarci a casa questa partita, quindi siamo contentissimi. Tanta qualità lì in mezzo al campo, ne parlavamo anche con Mister Loi, tu, Ladu, Piredda, chi corre di più? Diciamo che chi ha i piedi migliori corre meno, quindi forse corro più io degli altri due, ma ci sono tanti giocatori, oggi è toccato a noi, c'è Mattia Floris, Antonio Loi, senza nulla togliere agli under, tutti intercambiabili e tutti importanti per la causa, quindi bene. Beh, sicuramente sì, perché noi forse abbiamo un gioco un po', diciamo, vogliamo divertirci e sicuramente ci divertiamo, solo che poi ci viene magari un pochettino la paura verso la fine, come anche oggi abbiamo preso il gol del 3-2 che potevamo evitare probabilmente, mancava poco ma non si sa mai cosa può succedere, quindi gioco voltato all'attacco, molto divertente, sicuramente anche da vedere, finché è anche funzionale a portare a casa i 3 punti va bene, quando non lo sarà sarà un problema. Diciamo, ti rispondo subito di no, perché questo è un campionato dove l'ultima in classifica può battere la prima in classifica e non si sa mai come vadano a finire. Quando si dice che il pallone è tondo è veramente così in questo girone, in questo campionato. Sono tutte partite difficilissime, perché non c'è lo sceicco di turno del Paris Saint-Germain che ammazza il campionato, capito? Quindi ce la dobbiamo giocare ogni domenica qualsiasi sia l'avversario ed è sempre difficile, anzi sempre più difficile, perché man mano che si va avanti i punti a disposizione sono sempre meno e anche se siamo all'inizio siamo tutti agguerriti per portare a casa il più possibile. A voi tutti buongiorno dallo stadio Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni, dove stanno entrando in campo le formazioni di Cavese e Atletico Uri in una partita valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D Girone G. Si comincia. Si prepara a battere il pallone, tocca largo a favore di Baracca, disturbato da Dessi che sta aiutando molto i compagni, soprattutto in non possesso. Rimessa da parte di Baracca, colpo di testa di Konate, anticipato poi Urso e la battuta di Lubrano sorvola la traversa al minuto 18. Poi intanto colpo di testa di Già, poi va alla conclusione a Dessi, la grande parata. Anzi era stato Mori a concludere, poi è ancora Dessi che dà a Konate. Urso a Dessi, cross con il sinistro, c'è il colpo di testa di Esposito, si prosegue con Konate di testa, Urso preceduto da Lubrano in maniera decisiva. Esposito rilancia in una zona controllata da Urso, poi Foggia dalla distanza, il suo tiro è fuori. Bene, esce Baracca per Andrea Fusco, confermata questa sostituzione, gioco con le mani, il lancio di Fadda, salta, già anticipato, poi la battuta da lontano di Attili fuori bersaglio. L'arbitro Giordano si è posizionato per osservare quello che avviene in area di rigore, palla crossata in mezzo, il colpo di testa di De Rosa sul fondo, anzi la palla va addirittura in fallo laterale. Non c'è possibilità di effettuare il contropiede perché i sardi hanno già ripreso le posizioni. Addessi va in anticipo su Pisano, poi un rimpallo che favorisce Fraraccio, attenzione Fraraccio dall'indietro a Konate, va alla conclusione Konate, deviazione e si tratterà probabilmente di calcio d'angolo. Infatti parte il cross di Addessi, colpo di testa a mettere fuori da parte di Fadda, scatta in profondità quindi Fangua che viene attaccato scorrettamente da Fraraccio e ci sarà ammonizione per Fraraccio. Cartellino giallo, stava andando via Fangua per la Cavese. Urso, Addessi in profondità per Foggia, esce il portiere, blocca.
e finisce il primo tempo. 0-0 tra Cavese e Atletico Uri dei biancoblù. Si comincia, calcio di avvio battuto dall'Atletico Uri, rilancio effettuato da Esposito, la ribattuta della difesa della Cavese che cerca il lancio in profondità, il colpo di testa di Fadda, poi Mori in profondità verso Foggia e Addessi, ed è stato alla fine Esposito a deviare in calcio d'angolo. Ecco, esce Antonelli, secondo cambio, Antonelli fuori, Felleca in campo al 51esimo, esce anche Mori, rientra Chiarella, calcio di punizione di Urso, palla battuta verso il secondo palo, troppo in profondità e quindi sarà rimessa laterale a favore dell'Atletico Uri. Punizione battuta da Fadda, la respingono i nostri, poi c'è forse un fallo di mano da parte di Esposito, lascia correre l'arbitro De Marcus, fallo ai suoi danni. Questi calci di punizione tornano a vantaggio dei sardi. Punizione battuta intanto da Esposito sul secondo palo, rete. Atletico Uri in vantaggio con il numero 20 Ankovic. Terzo gol per Ankovic in campionato. Quindi 66esimo, passa in vantaggio l'Atletico Uri con Ankovic. E adesso entra in campo Sov. Esce Addessi. Cerca il tocco su Felleca. Ancora Felleca. Sov. Subisce fallo e qui ci potrebbe stare il giallo per Pisano, ammonito. Laterali, De Rosa poi chiama l'impostazione Magri, da questo a Polanco, avanza Polanco, attenzione il cross di Polanco, c'è la conclusione da parte di Foggia e la parata di Antonino Fusco, massaggiatore dell'Atletico Uri, che si sta facendo tutta a metà campo e va a scontrarsi anche con Magri, rimbrottato dagli altri giocatori della Cavese. Comunque si è avvicinato a già per verificare le sue condizioni. La partita riprenderà con un calcio d'angolo. Vediamo Foggia che è sotto nel punteggio, 1-0 per Atletico Uri. Ricordiamo, i minuti sono 78. Dalla bandierina Urso. Forza, dai! Batte Urso. Palla colpita, attenzione, 5! Fuori! De Rosa. Al centro verso Chiarella. Chiarella resta in piedi, il tocco è largo a favore di Polanco. Felleca, insiste la Cavese, il tocco per Polanco che opera il traversone. Chiarella, attenzione, Chiarella, il suo tiro, la parata di Antonino Fusco. Felleca, si sovrappone, Polanco, eccolo servito, Polanco effettua un traversone in mezzo, allontanato, la palla per Felleca, in area di rigore, tira Felleca, la parata del portiere. E c'è però un rinvio da fondo campo, sembrava che l'avesse toccata. 5, cross di 5 e c'era forse un fallo ai danni del giocatore della Cavese Chiarella, ma il direttore di gara non è intervenuto e ha lasciato proseguire. Però a Piga, poi il tiro di Jankovic debole, Boffelli para, per la maglia, resta in possesso palla, poi Polanco, mettila bene, ecco il traversone con palla che è ad uscire, Sov, 5, fallo, l'arbitro assegna la punizione contro Musa Sov, cerca di andare via Cannas, effettua un traversone, attenzione, la battuta di Jankovic, fuori bersaglio, rientra Urso, uno degli ultimi ad arrendersi, poi Sov, c'è fallo, l'arbitro dà la punizione, il fallo di Pisano. Potrebbe essere questa l'ultima possibilità, espulsione di Pisano che era stato già ammonito. Batte verso l'area piccola di rigore, il portiere di pugno, rovesciata di Sov e poi va a salvare sulla linea di porta Esposito, finisce qua l'azione perché l'arbitro ha visto il portiere a terra. Dalla panchina dell'Atletico Uri dicono è finita e difatti è così. Abbiamo perso per 1-0 con l'Atletico Uri.
Amici sportivi, buon pomeriggio dal Comunale di Budoni per la quinta giornata del campionato di Serie D. Girone C, scendono in campo Budoni e Ischia. Contratto in fallo laterale, la rimessa prontamente battuta, prende posizione Baldassi verso il centro, il cross non viene fermato da Marano e poi in qualche modo libera Farris, subito occasione per l'Ischia. Damebrook a Lancioni, va via Lancioni su Buono, cerca di guadagnare il fondo Lancioni dalla sinistra, mette il pallone sul mancino, un'altra possibilità Lancioni che entra in area di rigore, la mette al centro, libera la difesa dell'Ischia, il numero 6 Arcamone, riparte l'Ischia con questo lancio lungo in direzione di Talamo, arriva Demoleon, Talamo resiste alla carica, Talamo e la palla sul fondo, ma c'è stata la deviazione decisiva di Demoleon che si sono un po' allungate. Quindi il cross a cercare Gueye, l'anticipo di Pastore. Messa laterale con Demoleone ancora protagonista al centro dell'area. Qui il pallone è ancora buono per Scolaro. Suo cross di esterno Demoleone, un buon inizio in questo ritorno in Serie D che mancava da 3 anni. Intanto seguiamo questa azione dell'Ischia con Buono che innesca Damiano, Damiano fa fuori Marano e mette in rete, passa in vantaggio l'Ischia con Pasquale Damiano. Avanti la squadra giallo-blu al 28esimo minuto. Si mette tra le linee Demoleon per Scolaro, a destra per Lancioni, si porta il pallone sul mancino, inseguito da Buono, Lancioni la mette direttamente in porta, la alza sopra la traversa Gemito, ha recuperato bene la posizione Gemito e ha sollevato sopra la traversa, qui il tiro di Santoro, ancora Gemito a smanacciare. Quindi Santoro di tacco a Mugu per Raimo, bella azione del Budoni, Raimo arriva sul fondo da sinistra, il cross di Raimo, Lancioni di testa, palla alta sopra la traversa, Lancioni la mette dentro per Scolaro, lo spazio per Scolaro, il suo tiro finisce a lato, Baldassi in profondità, da Baldassi a Florio, Florio ha spazio, entra in area di rigore, Florio e la grande parata di Marano. Talamo mette in movimento Baldassi, da Baldassi a Florio, si distende l'Ischia, da Florio dentro per Patalano, Patalano è solo davanti al portiere e arriva il raddoppio dell'Ischia con Alessandro Patalano, altra azione in velocità della squadra giallo-blu, letale il contropiede lanciato da Florio, pallone che non arriva dalle parti di Amugu. Quindi è un pallone davanti per Baldassi, Baldassi fa fuori Faris, il sinistro di Baldassi e l'Ischia si presenta così nel secondo tempo, il terzo gol realizzato da Valerio Baldassi proprio mentre entravamo nel secondo minuto di gioco. Alla messa dentro da Raimo, esce Gemito che non trattiene il pallone che diventa buono per Farris, pallone dentro. O meglio pallone fuori dall'area, non è saputo approfittare Patalano, pericoloso l'Ischia con Patalano che lancia dalle parti di Baldassi, l'1 contro 1 con Farris, c'è Ortenzi di Mota, Baldassi sceglie il destro che finisce alto sopra la traversa dell'Ischia, qui non arriva a destinazione il passaggio per Quirino, riparte il Budoni con Demoleon, spazio adesso Lancioni che lancia in profondità per Mauriello, Mauriello area di rigore, Mauriello non riesce a mettere il diagonale, ci prova in un secondo momento, palla direttamente sul fondo. Pallone al centro, a vuoto Talamo, il pallone ancora buono per Patalano, dentro per Talamo, la posizione è regolare e arriva il gol del 4-0, firmato da Nicola Talamo, che trova anche la soddisfazione personale. Poker Ischia, nel finale anche il gol del 4-0 che ha annichilito un Budoni in giornata storta che oggi trova la sua prima sconfitta dopo 2 vittorie e 2 pareggi in questo avvio di campionato. Intanto il Budoni ci prova con Mauriello, Caparros su Cibelli, riparte ancora l'Ischia, ancora con Maiorano.
E su questo controllo del metronomo del centrocampo ischitano finisce la gara del Comunale, vittoria netta e di autorità dell'Ischia che si impone per 4-0